Gino Cecchettin dopo l'arringa ieri del difensore di Filippo Turetta. Nell'ultima udienza del processo prima della sentenza è stata umiliata la memoria di Giulia. La difesa è un diritto ma non dovrebbe travalicare certi limiti. Picchia la donna che lo ospita, le devasta la casa, la vittima chiama terrorizzata la polizia. L'intervento lunedì proprio nella giornata contro la violenza sulle donne. Dopo l'omicidio di via Rizzardi, Marghera alza la testa e dice stop alla violenza. Sabato alle 12 il flash mob in piazzale Giovannacci. Agli arresti domiciliari il ventenne trevigiano accusato di aver ucciso con un pugno a Udine l'imprenditore giapponese Shinpei Tominage, accusato di omicidio preterintenzionale. Arrestata nel Padovano una giovane mamma marocchina sorpresa mentre trasportava ovuli di eroina insieme al figlio in auto, il figlio di 5 anni, per non destare sospetti. L'esposizione dei giovani e giovanissimi ai social network potrebbe essere la causa dell'aumento di pazienti al centro regionale dei disturbi alimentari, richieste di aiuto in crescita. La pomice dei Campi Flegrei di Pozzuoli trovata nel tratto nord della laguna nei resti di una struttura di età romana che si trova a più di 3 metri di profondità, utilizzata per conservare l'acqua allo studio dell'Università di Padova e di Venezia. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale del Veneto riparte dal processo Turetta. Manca una settimana esatta al giorno della sentenza. Ieri l'arringa dei difensori e oggi rompe il silenzio Gino Cecchettin, che sul processo a carico dell'assassino reo confesso della figlia ha sempre preferito evitare commenti. Con un post su Facebook si è detto offeso dall'arringa del difensore di Filippo Turetta, aggiungendo la memoria di Giulia è stata umiliata. Io ieri mi sono nuovamente sentito offeso e la memoria di Giulia umiliata. Gino Cecchettin, che aveva finora scelto di non fare valutazioni sui contenuti del processo a carico di Filippo Turetta, ha affidato ai social un breve ma pesante commento all'arringa del difensore dell'assassino reo confesso della figlia. La difesa di un imputato è un diritto inviolabile, scrive nel post Cecchettin. Tuttavia credo che nell'esercitare questo diritto sia importante mantenersi entro un limite dettato dal buonsenso e dal rispetto umano. Travalicare questo limite rischia di aumentare il dolore dei familiari della vittima e di suscitare indignazione in chi assiste. Offensivo, umiliante cercare di convincere la Corte che Turetta non abbia pianificato tutto, come sostenuto da Caruso, dichiarazioni dell'imputato alla mano. In quel momento nella mia testa non era qualcosa di definitivo. Questa non è premeditazione. Né possono essere considerate crudeltà le 75 coltellate inferte alla ragazza, frutto, secondo il legale, di un cortocircuito, di un'alterazione emotiva del giovane. Per l'avvocato neppure l'accusa di stalking reggerebbe. Attenzione a non cadere nel populismo, l'avvertimento di Caruso: Turetta non è Pablo Escobar. L'ergastolo è ormai da molto tempo ritenuto una pena inumana e degradante. Tesi, parole, stralci di frasi che 24 ore dopo spingono Cecchettin a pubblicare il suo pensiero. Poche righe in carattere bianco su sfondo nero per difendere la memoria di Giulia, umiliata dalla difesa del suo assassino. Rompere il silenzio e dire di essere stato offeso, nuovamente offeso, ferito non solo da quanto subito l'11 novembre di un anno fa, ma da quel limite che la difesa avrebbe oltrepassato nell'intento di salvare l'imputato dal carcere a vita. E intanto in queste ore è arrivata anche la risposta degli avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, che sono i difensori di Filippo Turetta, e hanno commentato quanto scritto oggi da parte di Gino Cecchettin, dicendo: come difensori siamo assolutamente certi di non aver travalicato in alcun modo i limiti della continenza espressiva e di non aver mancato di rispetto a nessuno. Abbiamo soltanto svolto il nostro dovere in uno stato di diritto. Così i due avvocati di Filippo Turetta. Adesso ancora le violenze sulle donne, un caso che è emerso proprio lunedì, è emerso oggi ma è accaduto lunedì, proprio nella giornata in cui si parlava della lotta contro la violenza sulle donne.
Lo aveva ospitato in casa per qualche giorno, ma lui non voleva andarsene. L'ha picchiata e minacciata devastando la sua abitazione. È accaduto il 25 novembre, giornata contro la violenza di genere. Un 33enne padovano è stato arrestato dalla polizia, intervenuta in zona Bassanello dopo aver ricevuto la chiamata disperata di una donna che aveva raccontato di essere stata minacciata e picchiata da un uomo che aveva sfondato il vetro di una finestra della sua abitazione ed era ancora lì presente. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto hanno trovato il 33enne con i vestiti appoggiati sul cancello e a terra i segni della violenza, piatti e soprammobili rotti. La discussione era iniziata di notte, gli insulti, poi la violenza, e quando la donna gli aveva chiesto di andarsene lui aveva messo a soqquadro le stanze e le aveva rotto addosso un quadro finché lei non era riuscita a chiamare il 113 rifugiandosi in giardino. L'uomo è risultato avere precedenti per maltrattamenti, lesioni e stalking nei confronti di un'altra donna e già destinatario di un ammonimento del questore per violenza domestica nell'ottobre del 2022. Le immagini ora di un tragico incidente stradale, l'ennesimo in Veneto, l'ennesimo nella Marca, avvenuto al Lancenigo di Villorba, lungo via Postioma, nel pomeriggio, quando una Volvo bianca, come vedete, è andata a scontrarsi con un mezzo pesante. Per l'automobilista Natalino Bragato, 65 anni, di Spresiano, elettricista in pensione, nato a San Donà ma residente a Spresiano. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, intervenuti il medico e del SUEM 118, ovviamente i vigili del fuoco, il traffico paralizzato a lungo su un'arteria stradale molto trafficata. Al lavoro per svolgere i rilievi di legge la polizia locale di Villorba. Purtroppo per il 65enne Natalino Bragato di Spresiano non c'è stato nulla da fare. L'omicidio di via Rizzardi a Marghera spinge la comunità a dire basta con la violenza. Allora un flash mob è previsto sabato. Dopo l'omicidio di Ivan Coxa, il 41enne albanese è morto dissanguato dopo le coltellate subite lungo via Rizzardi a Marghera nella serata di lunedì scorso, dopo le 21:30, nel regolamento di conti tra bande di scatolettisti albanesi e macedoni per la spartizione del territorio in cui truffare i turisti a Venezia, Marghera si mobilita per dire basta alla violenza. La manifestazione di sabato prossimo 30 novembre che vedrà radunarsi tutto il mondo dell'associazionismo e non soltanto, proprio poco distante da noi, alle nostre spalle, in piazzale Giovannacci alle 12 per dire basta violenza. Prenderà parte alla flash mob di sabato prossimo? No, io per impegni precedenti assunti non sarò in zona questo weekend, per cui altrimenti avrei pensato, non lo so, ci avrei pensato se partecipare o meno. L'assassinio per strada a 2 mesi dall'uccisione di Giacomo Gobbato, 26 anni, accoltellato mentre cercava di difendere una donna da uno scippo, stavolta a Mestre. Senza contare le decine di accoltellamenti da inizio anno ad oggi e a settembre, l'investimento in via Piave con un SUV di 2 senza tetto con problemi di tossicodipendenza da parte di un commercialista mestrino, esasperato, che prima le ha pure presi a colpi di martello in testa. Insomma, un'impennata di criminalità ed episodi di violenza oramai sistematici, e sempre per questioni legate alla droga e al controllo del territorio. Per la terraferma un bilancio di un 2024 davvero pesante sul fronte della sicurezza. Sono momenti che i cittadini portano fuori le loro idee, il loro pensiero in merito a quello che sta accadendo. L'invito di Luca, un residente al Primo Cittadino, Luigi Brugnaro, affinché prenda parte al flash mob di sabato. Scusa sindaco, però non si può fare le camminate con polizia locale tutto là, e è chiaro che i spazzatori vanno via, i tossici vanno via e il problema va via. L'omicidio di Shinpei Tominaga, lo ricorderete, l'imprenditore giapponese di 56 anni, morto lo scorso giugno a Udine, ucciso da un colpo, da un pugno. Il ventenne accusato di averlo ucciso, accusato di omicidio preterintenzionale, il ventenne trevigiano andrà agli arresti domiciliari. Gli aveva sferrato un pugno tanto violento da farlo cadere a terra. Shinpei Tominaga, il 56enne imprenditore giapponese, morì lo scorso giugno dopo aver sbattuto la testa sul pavimento di un locale etnico in via Pelliccerie nel centro di Udine. Arrestato per omicidio preterintenzionale, Samuel Battistella, 20 anni, di Mareno, dopo oltre 5 mesi dietro le sbarre lascerà il carcere per scontare la misura cautelare degli arresti domiciliari. A confermare la notizia è stato il legale del giovane, l'avvocato Stefano Arrigo. Ho parlato con il signor Battistella
Ci ha pensato un po' perché inizialmente, come credo sia noto, non voleva gli arresti domiciliari perché non voleva pesare sulla famiglia. Oggi, a distanza di circa 5 mesi dall'arresto, ha ritenuto di accettare il mio consiglio di chiedere gli arresti domiciliari e quindi li ho chiesti, anche perché ho ritenuto che comunque per il tempo trascorso, per la buona condotta tenuta in carcere, ci fossero delle buone possibilità che il giudice accogliesse la richiesta, come poi fortunatamente è successo. Il GIP del capoluogo friulano ha anche stabilito che Battistella, accolto a casa dei genitori che si sono detti disponibili ad ospitarlo, sarà sotto stretta sorveglianza grazie al braccialetto elettronico. Dopo la tragedia, una volta arrestato, il giovane aveva detto ai poliziotti di essere stato lui a sferrare il pugno, ma di non aver mai voluto fare del male a Tominaga, né tantomeno di ucciderlo. Coinvolti nell'omicidio altri 2 giovani che sono in attesa del giudizio della Corte di Cassazione, che deve pronunciarsi sul ricorso della Procura di Udine contro la decisione del Tribunale del Riesame di Trieste, che aveva annullato l'ordinanza del GIP di Udine facendo cadere il reato di concorso morale in omicidio. L'avvocato Arrigo nei prossimi giorni andrà a parlare con Battistella per organizzare la linea difensiva. Intanto si attende alla fissazione dell'udienza. Ritengo che nel giro di qualche settimana, non so se adesso entro l'anno o a gennaio, ma presumo che avremo una data di fissazione dell'udienza, certamente. Ipotesi di omicidio colposo invece per la morte di Pupa Luxardo, 82enne della nota famiglia di Torreglia, dopo essersi sentita male nella piscina termale dell'hotel dove soggiornava. È stata disposta l'autopsia sul corpo di Italia Salvagnini Luxardo, conosciuta da tutti come Pupa, 82enne della famiglia di imprenditori titolari dell'omonima azienda di Torreglia che produce il famoso liquore. La procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. L'anziana imprenditrice è deceduta sabato mentre si trovava nella piscina dell'hotel Hermitage Medical di Teolo. A trovarla in gravissime condizioni, ancora in acqua, alcuni clienti della struttura alberghiera dove l'82enne alloggiava da un paio di settimane. Pupa Luxardo doveva essere insieme alla badante filippina che sostituiva la collaboratrice familiare, invece era da sola nella zona idromassaggio. La procura vuole vagliare anche la posizione dei bagnini e il sistema di vigilanza dell'albergo. Quando l'82enne è stata trascinata a bordo piscina si è cercato di rianimarla, ma all'arrivo del SUEM non c'era già più nulla da fare. Il pubblico ministero con l'autopsia vuole chiarire se la donna sia morta per annegamento o per un malore fatale. Pupa Salvagnini Luxardo era la vedova di Michele Luxardo, morto nel 2002, presidente dell'azienda fondata nel 1821 da Girolamo Luxardo a Zara in Dalmazia e poi dopo la seconda guerra mondiale trasferita a Torreglia. La data dei funerali ve l'ha fissata dopo il nulla osta della procura e la restituzione della salma ai familiari. Ancora a Padova, arrestata a Tribano una giovane mamma marocchina sorpresa mentre trasportava droga in auto insieme al figlio di 5 anni. Nel sedile posteriore agganciato al seggiolino il figlio di 5 anni. Pensava in questo modo di non destare sospetti la giovane donna marocchina fermata dalla polizia mentre trasportava un carico di droga. La trentenne faceva da corriere dalla sua abitazione in provincia di Padova al centro città oppure si dirigeva dagli altri spacciatori che abitavano nei vari comuni dell'Interland. La donna è stata bloccata qualche giorno fa dalla squadra mobile nel comune di Tribano. Il bambino seduto tranquillo sul seggiolino mentre la droga era nascosta in uno scompartimento al di sotto dell'auto all'altezza del pneumatico. La polizia ha sequestrato 2 ovuli di eroina. La donna, che aveva precedenti per stupefacenti, è stata arrestata e il bambino affidato ad una struttura protetta. Un blitz della Guardia di Finanza di Udine che ha recuperato 5 milioni di euro nascosti al fisco scoprendo un ampio giro di false fatturazioni che riguarda anche il Veneto. La lotta all'evasione fiscale internazionale ha prodotto il recupero di 5 milioni di euro nascosti al fisco grazie ai risultati di un'indagine della Guardia di Finanza di Udine che ha scoperto un giro di false fatturazioni. L'operazione è partita da una verifica dei militari delle Fiamme Gialle di San Giorgio di Nogaro nei confronti di un imprenditore che aveva il doppio ruolo di amministratore di un'azienda operante in Italia e di una invece con sede all'estero. Quest'ultima, secondo la Guardia di Finanza, operava solo fittiziamente fuori dai confini italiani.
Seguendo il giro di false fatturazioni per oltre 1 milione di euro, i militari sono arrivati a 5 amministratori di società dislocate tra Veneto e Campania, che sono stati denunciati per emissione e utilizzo di documenti per operazioni inesistenti. Tra i maggiori responsabili spicca un imprenditore udinese che, per trarre profitto attraverso una tassazione più favorevole, aveva costituito fittiziamente all'estero la sede legale di una sua azienda, che però operava totalmente in Italia. In questo caso, al termine delle indagini, è stato ricostruito il volume di affari prodotto e non dichiarato in Italia per un ammontare di oltre 5 milioni di euro, che corrisponde ad IVA evasa per 1,3 milioni. Parliamo di sanità. L'esposizione dei giovani e giovanissimi ai social network potrebbe essere una delle cause o una delle cause più forti dell'aumento di pazienti al centro regionale per i disturbi alimentari. I dati degli interventi degli psichiatri del reparto padovano raccontano di una richiesta d'aiuto in crescita. Sono più di 1000 i pazienti ricoverati nell'unità operativa complessa di psichiatria all'azienda ospedaliera Università di Padova nel 2023. 10.000 le visite e più di 2.300 le consulenze. Numeri che raccontano di una crescita degli utenti, in particolar modo al centro regionale di riferimento per i disturbi dell'alimentazione. Per i disturbi dell'umore esiste un ambulatorio specialistico che si occupa sia di rispondere a questa tipologia di problemi per gli studenti universitari che magari non sono residenti qui a Padova, e sia si occupa di resistenze alle terapie, e quindi si occupa di tutti quei casi che magari non ricevono appropriate risposte dai loro trattamenti e possono chiedere quindi un approfondimento diagnostico e terapeutico. Sempre più giovani e giovanissimi evidenziano disturbi dell'alimentazione, problema legato anche alla precoce esposizione ai social network. Il fatto di osservare un aumento così ingente e anche una diminuzione dell'età di esordio è stato attribuito ad aspetti che riguardano per esempio anche l'esposizione del corpo nei social media, che è molto aumentata negli ultimi anni, soprattutto da quando gli smartphone sono a disposizione di bambini di tutte le età, quindi l'esposizione del proprio corpo inizia molto più precocemente rispetto al passato, e una delle ipotesi è che questo abbia avuto un ruolo in questa precocizzazione dell'età di esordio. Il tema della malattia mentale non deve spaventare, sottolineano dall'azienda ospedale Università di Padova. Non c'è salute senza salute mentale. Questo per dire che è un problema, quello della salute mentale, un tema, meglio quello della salute mentale, che interessa a tutti e che non deve assolutamente far spaventare là dove, come dire, sviluppa percorsi molto importanti che possono portare appunto a sentire uno specialista, a fare una visita ambulatoriale, ad avere magari anche dei ricoveri. Dobbiamo essere consapevoli che la salute mentale è un problema appunto di tutti, non solamente di chi, come dire, è tra virgolette ammalato, ecco, ma è un problema che riguarda proprio la società, la comunità in cui le persone appunto vivono. Da una ricerca all'altra, ma in questo caso non parliamo di sanità, parliamo di cultura, di storia, perché pensate che la pomice dei campi Flegrei, tipica di Pozzuoli in Campania, è stata trovata nel tratto nord della laguna veneta a Canale San Felice, nei resti di una struttura di età romana che si trova a più di 3 metri di profondità, utilizzata per conservare l'acqua, una sorta di vasca. La costruzione, che risale al I secolo d.C., è nota come l'antenata del Pozzo, la veneziana, è descritta sulla rivista PLOS ONE nella ricerca guidata dai Dipartimenti di Beni Culturali e di Geoscienze dell'Università di Padova, con la collaborazione dell'Università Ca' Foscari di Venezia e dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Individuare questo materiale è stato possibile grazie a uno studio multidisciplinare condotto a cavallo tra archeologia, ingegneria dei materiali e geologia, una scoperta che svela connessioni commerciali e culturali tra le diverse regioni del Mediterraneo, finora sconosciute e dunque inedite. Con queste immagini, con questa ricerca ci lasciamo per quanto riguarda il telegiornale del Veneto, quindi vi lascio al meteo, poi la pubblicità brevissima e poi il telegiornale di Venezia. A fra poco.